Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto visita ieri ai luoghi colpiti dal maltempo in Sicilia e quindi si è recato a Niscemi per incontrare i cittadini che hanno perso la casa per via della frana. Alcuni di loro hanno denunciato le difficoltà a trovare una sistemazione alternativa, affermando come gli affitti per una nuova casa sono alle stelle e non tutti riescono a permetterseli, anche col contributo. Il leader del Movimento 5 Stelle ha ringraziato poi le forze dell'ordine e la protezione civile per l'impegno profuso, sollecitando un'assunzione di responsabilità a tutti i livelli istituzionali. Conte ha affermato quanto è fondamentale che ci sia la massima assunzione di responsabilità a livello istituzionale. Ci vorranno molte più risorse, non solo per i ristori, ma anche per ricostruire le case e le attività commerciali. Quest'area e questo centro storico non sono abusivi. Parliamo di edifici storici costruiti anche 400 anni fa. Non c'è abusivismo. Ma una tristezza infinita, perché vedere quello che era un centro storico pulsante di una comunità cittadina, vedere case che racchiudono sacrifici di una vita nell'arredamento, nella costruzione, nel mantenimento, adesso vedere questo deserto, un deserto esistenziale, è terribile, veramente fa una gran tristezza. Pensare addirittura che molti non potranno tornare. Adesso però è veramente urgente che ci sia l'assunzione massima di responsabilità a tutti i livelli istituzionali, ci sia massima collaborazione, non solo per i ristori immediati. C'è un primo stanziamento, credo che non basterà, bisogna già pensare, perché molte qui non si tratta di perdite subite, qui si tratta di costruire nuove abitazioni, di andare ad abitare altrove, di costruire nuove attività, quindi di ripartire completamente, perché è una prospettiva che non è solo quella di chi ha subito un danno, è una prospettiva di chi deve ricostruire, quindi occorrono molti stanziamenti. Nello stesso tempo sono fortemente preoccupato, perché per dare un futuro a questo centro storico, che non è abusivo, perché qui parliamo di 400 anni di abitazioni che hanno una storia, un passato, e non c'è un abusivismo. Per dare un futuro bisogna subito progettare la messa in sicurezza di questo quartiere, di quest'area, e per la messa in sicurezza occorrono progetti seri, occorrono progetti dal punto di vista tecnico assolutamente solidi, consolidati, per dare un futuro a questa comunità, per far tornare quanto prima e far rivivere questo quartiere.